Da 6 mesi costretta a lavorare ogni giorno, senza vacanze, senza permessi, senza praticamente alcun tipo di diritto. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro l'hanno trovata mentre tagliava i capelli in un negozio di parrucchiera in via Piave. Si tratta di una mestrina sfruttata dal titolare, un 25enne cinese che è stato denunciato per omessa valutazione dei rischi e per omessa formazione del personale. Ma ciò che ha più attirato l'attenzione è stata naturalmente la storia di questa signora che, pur di lavorare, dal gennaio scorso si è messa nelle mani di chi di diritti e di turni forse non aveva mai sentito parlare. Impiegata ufficialmente part-time, veniva sfruttata per almeno 10 ore al giorno. Colpo alla Gazzera nella sede della società sportiva Putei Veci Rugby. Tra bottino e attrezzature si superano i 7.000 euro. Ora la società lancia il grido d'allarme: dovremo chiudere. I ladri sono arrivati al campo con un camion da riempire. È sparita una grande mole di attrezzatura e naturalmente, quando sono arrivati i carabinieri, la banda si era già dileguata. Il club rischia lo scioglimento per motivi economici, ma gli appassionati non vogliono rassegnarsi. Gli atleti saranno ogni mattina dalle 11 alle 12 e ogni pomeriggio dalle 15 alle 19 in campo per ricevere aiuti di ogni tipo. Si disfano dei cagnolini appena nati gettandoli nelle immondizie e ora è caccia al mostro. È stata una donna, recandosi al cimitero di Gambarare di Mira nei giorni scorsi, ad accorgersi dei guaiti provenienti da un cassonetto proprio davanti al camposanto. Subito la signora ha intuito di trovarsi davanti a un caso di abbandono di animali e ha deciso di allertare un conoscente della sezione EMPA di Mira. Gli operatori giunti in via Chiesa sono riusciti a recuperare dal cassonetto il sacco di plastica incriminato che una volta aperto ha rivelato l'orribile verità. Dentro c'erano 3 cuccioli di cane nati da non più di 12 ore, 2 dei quali erano già morti asfissiati per il caldo e la mancanza d'aria. Investita dal ritorno di fiamma e poi avvolta dal fuoco, lotta tra la vita e la morte un 80enne di origini belghe ma residente da tempo a Cortelazzo che poco prima di mezzogiorno è stata coinvolta in un drammatico incidente domestico. L'anziana si trovava all'esterno della sua abitazione con in mano una bottiglia d'alcol. La sua intenzione era di bruciare alcune sterpaglie, ma nel momento in cui ha appiccato il fuoco la fiamma è risalita fino alla bottiglia che è esplosa. Ora è ricoverata nel centro Grandi Ustionati di Padova.